Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento con Autodafè. Buongiorno anche a Edoardo Montolli, giornalista d'inchiesta, scrittore che dovrebbe essere in collegamento con noi. Edoardo, buona mattina, grazie. Buongiorno e grazie a voi. Allora, Edoardo Montolli tra le tante cose, si è occupato anche di recente, di, mettere insieme, di coordinare, di curare degli speciali di un settimanale, Crimen Cronaca Vera, che trovate tutte le settimane appunto in edicola che è uscito, se non sbaglio Edoardo, prima uscita il 22 ottobre scorso con un numero speciale, che segue tra l'altro un altro di cui parleremo dopo che è uscito quest'estate, un numero speciale di 144 pagine che si trova in edicola, che si trova anche sul sito dell'editore teaserlab.it, lo speciale dedicato alla cronaca nera, in particolare alla figura dei mostri. I serial Sì, killer che hanno segnato intere epoche. Si parte da lontano, no, Edoardo, con questa ricostruzione. Però prima di tutto io vorrei chiederti, poi tu dentro ci sono anche una serie di rivelazioni interessanti, c'è anche una tua riflessione dalla quale vorrei partire che apre proprio lo speciale di Crimen Cronaca Vera. Intanto ricordaci brevemente da un punto di vista pratico appunto dove lo possiamo trovare. In edicola sicuramente, no? sì, si trova in edicola fino alla fine di novembre, o comunque forse anche fino a dicembre, perché dovrebbe restare in edicola un mese e mezzo, 2 mesi, come tutti gli speciali che ha deciso di fare l'editore, oppure sul sito che hai detto te, sul sito dell'editore teaserlab.it. Sono approfondimenti sul mondo della cronaca nera con appunto alcune riflessioni, perché il primo numero l'avevamo chiamato Innocenti e raccontava Sì. le storie di gialli in cui riteniamo che ci siano innocenti condannati e tuttora in carcere. Questo dovrebbe essere il suo opposto, mostri. In realtà raccontiamo qui Mm. che come sia troppo facile eh, definire una persona mostro. Spesso lo si fa perché per allontanare la figura del mostro da noi, e spesso viene fatto perché le indagini hanno subito dei ritardi e queste persone sono state individuate con ritardo e quindi ci sono state delle vittime in più. Oppure talvolta lo si fa così per bollare una persona come indifendibile. Mm. E noi raccontiamo per esempio quello che è qua la vicenda del mostro, ad esempio Pacciani, Sì, che mostra non ecco, da era, lì, e da riteniamo al lì caso vorrei proprio, da lì innocente. voglio partire perché tu ci fai un ragionamento sul mostro Pacciani in apertura Sì, dello speciale, no? Però in primo luogo io volevo anche ricordare, se è possibile, lo speciale precedente, quello di cui parleremo se ti va bene un po' più in là, nella seconda parte della trasmissione, perché anche Innocenti e mostri sono due categorie, come tu dicevi, apparentemente in contraddizione tra loro, ma fra gli innocenti e i mostri di cui vi siete occupati negli speciali di Crimen Cronaca Vera c'è una linea di continuità, appunto, che è quella molto spesso dell'amministrazione pratica della giustizia, delle indagini e della esatto. giustizia. C'è qualcosa di molto simile tra le due categorie, apparentemente all'opposto una dall'altra, no? E molto spesso quello che caratterizza sia le vicende dei mostri che le vicende degli innocenti è una certa approssimazione investigativa e una certa, diciamo così, approccio all'esercizio della funzione giurisdizionale teso sostanzialmente a tagliarla corta, a avvantaggiare qualcuno piuttosto che qualcun altro, insomma a esercitare la giustizia in maniera quantomeno strabica. Sì. O inquietante certe volte, come abbiamo detto in molte occasioni, uno su tutti il caso della strage di Erba, no? Ne riparleremo perché è un capitolo dello speciale sugli innocenti, però mi pare che questo esercizio sia della funzione investigativa sia di quella giudiziaria metta in comune moltissimo gli innocenti coi mostri, no? Sì, 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 in particolare appunto credo che il caso di Pietro Pacciani sia quello più emblematico, per questo dedichiamo l'editoriale a questo aspetto, no? Perché noi oggi sappiamo, per quanto le indagini non siano state riaperte,
che esistono ben 2 perizie, una del RIS e l'altra del Maggiore Paride Minervini, che sostengono che il proiettile trovato nell'orto di Pietro Pacciani sia stato artefatto. Dunque l'unica prova che avevamo contro il contadino di Mercatale era una prova artefatta. Questo lo sostengono 2 perizie non da oggi, da anni. L'inchiesta non è stata riaperta, anche se sappiamo che in realtà la Procura di Firenze continua a indagare, perché nella vicenda del mostro di Firenze, che tutti ritengono conclusa con la condanna dei compagni di merende, conclusa non è. Perché tra l'altro basterebbe dire, Edoardo, che per il primo sono 8 duplici delitti. Per il primo c'è un condannato che non c'entra nulla con i compagni di merende e con Pacciani. Per 4 poi sarebbero i compagni di merende e 3 ancora non hanno autori ad oggi. Esatto, tuttora sono casi irrisolti, benché la pistola che ha sparato dal 1968 al 1985 sia la stessa. Ecco, questa è la clamorosa anomalia della vicenda del mostro di Firenze, no? Fermo restando che i compagni di merende sono stati condannati per le inverosimili confessioni, probabili confessioni di uno di loro, cioè Giancarlo Lotti, che era noto come Catanga in paese, ovvero sì, per essere la persona con non tutte le rotelle a posto, cioè, diciamo un disagiato mentale. Però nell'editoriale raccontiamo un altro aspetto di questa vicenda. Appunto, il proiettile su Pacciani era l'unica prova concreta che incastrava il contadino di Mercatale, che poi, ricordo, lui è morto da innocente, perché lui è stato assolto in appello. Quando hanno annullato il processo e hanno allargato il processo ai compagni di merende, lui è morto di infarto, almeno ufficialmente. Però che cosa succede? Che quando a un certo punto arrestano Pacciani, trovano in casa sua un quadro con immagini di sangue, immagini di dolore, si chiamava Il sogno di fantascienza. Quando viene trovato questo quadro, un numero nutrito di psichiatri, oggi definiremmo anche criminologi, no, che si occupavano di serial killer, eccetera, si esprime dicendo che quelle erano le perversioni di Pietro Pacciani, aveva buttato sulla carta tutte le sue perversioni, quindi si andava ad alimentare il profilo accusatorio del personaggio, no? Quindi ecco la personalità del mostro, del serial killer, dell'assassino, della persona che ha ucciso 16 volte. E questa cosa fu alimentata a lungo, no? Dai massimi esponenti della psichiatria italiana, e questa cosa fu tenuta bene in conto dalla procura, e questa cosa fu rilanciata alla grande anche dai giornali, fino a che non venne fuori che il vero pittore di quel quadro non era Pacciani, non l'aveva fatto lui, era un esule cileno, si chiamava Cristian Olivares, e se non guardate, scusate, questo l'ho fatta io, e le scene di sangue rappresentano il dolore del Cile, del mio Cile, sotto Pinochet. Fate le proporzioni un po' come la Guernica di Picasso, insomma. Esatto, esattamente. Questo che cosa significa? Anzitutto il grande rischio di utilizzare la psichiatria, che è la scienza meno esatta, e la criminologia per colmare le lacune delle indagini, cosa che si è dimostrata estremamente pericolosa, cosa che è estremamente pericolosa, e che io mi guarderei bene nel far utilizzare nel cercare di utilizzare per colmare le lacune delle indagini. E questo da una parte. Dall'altra parte, invece, che cosa accadde? Che gli inquirenti, anziché abbassare la testa e dire che avevano commesso degli errori, dissero che Pacciani però aveva colorato quel quadro e quindi se ne sarebbe appropriato. Sì, lo ha firmato, lo ha colorato, dunque è come se l'avesse fatto lui. 16 morti, no?
No, infatti tu scrivi giustamente, ci sarebbe da ridere se non ci fosse che di mezzo ci sono 16 vittime ammazzate in Sì. maniera brutale. Però siccome quello ha firmato e colorato il quadro, allora è come se l'avesse fatto lui. E, Incredibile. e- Incredibile ma vero. sì, purtroppo è la realtà, ma questa cosa dell'utilizzare criminologi e psichiatri per completare il profilo Ecco, su di questo un io vorrei indagato soffermarmi, non ancora, diciamo, mi vorrei fermare un attimo su questo punto, anzi su due punti, perché tu fai due osservazioni molto utili, secondo me interessanti nel tuo editoriale, che introduce lo speciale di Crimen Cronaca Vera sui mostri. La prima, tu scrivi, Edoardo, che anche l'Italia, come tutti i paesi, ovviamente ha avuto i suoi mostri, ma primo, non li ha riconosciuti quasi mai in tempo. Secondo, ha fatto molto spesso fatica a comprenderli, così che sono nate leggende. Quella del mostro di Firenze sicuramente lo è, ma anche quella, altro caso di cui vi occupate facendo anche una rivelazione in questo speciale, quella della saponificatrice di Correggio, no? Che non ha saponificato nessuno praticamente in realtà, ma è diventata leggendaria. E questo è il punto primo. Perché secondo te l'Italia fatica a comprendere i mostri e invece ci si perde e si arriva a leggende nere, oscene, sbagliate, piene di errori, ma leggende? Secondo punto, quello che tu dici, una cosa molto importante, a mio giudizio, la cosa più grave per uno Stato di diritto, tu sottolinei, è quello che dicevi prima, cioè l'ingresso di psichiatri e criminologi nelle inchieste, non per tracciare un autentico profilo dell'eventuale imputato, ma per cercare sostanzialmente un motivo del suo agire, del suo uccidere, cioè un movente che si ricava dal suo profilo psicologico. La ricerca del movente tramite la psichiatria fa sì che le indagini diventino qualcosa di secondario quasi a un certo punto, no? Cioè mette in secondo piano le indagini. Quindi l'incapacità investigativa viene supplita dalla psichiatria, un'aberrazione in termini di diritto, no, Edoardo? sì, ecco, diciamo, questa cosa diventa problematica quando, se contro l'indagato non ci sono elementi, si supplisce con, appunto, con un movente psichiatrico, psicologico, Mm. che molto spesso non è così. La psichiatria non è una scienza esatta. Noi assistiamo costantemente ad ogni processo, già quando bisogna stabilire la capacità di intendere o di volere di una persona, che psichiatri di chiara fama sostengano dalla parte dell'accusa, ad esempio, che lo vediamo centinaia di volte, che il soggetto sia totalmente capace di intendere e di volere, dalla Mm. parte della difesa che il soggetto sia totalmente incapace di intendere e di volere. Queste cose non possono coesistere, no? Se parliamo di medici e se dovessimo parlare di una scienza esatta, non potrebbe esserci questa clamorosa differenza. Questa cosa però la teniamo in conto nel momento in cui si deve stabilire la pena, cioè quando un indagato è già imputato, si sa verosimilmente che il colpevole è lui e allora si stabilisce la sua capacità di intendere e di volere. Già su questo noi assistiamo appunto a diagnosi diametralmente opposte, a seconda se il consulente sia dell'accusa o della difesa. Figuriamoci se addirittura la psichiatria o la criminologia devono supplire a lacune delle indagini, cioè manca un movente, allora lo si cerca attraverso percorsi psicologici che quasi mai sono esatti. La dimostrazione del caso Pacciani è forse la più clamorosa, però anche perché Pacciani fu il caso più emblematico, no? Insomma, era il mostro per eccellenza. Il mostro di Firenze in Italia è il mostro per eccellenza, per quanto non sia il serial killer o ipotetico tale che abbia ucciso di più in Italia, no? Perché quello che ha ucciso di più in Italia è Donato Bilancia con 17 omicidi. Sì. Però ecco, Tra l'altro tu hai avuto uno scambio di lettere, un carteggio con lui, no? sì, subito dopo la sua lite con Paolo Bonolis, lui mi scrisse e anzi prima fu incaricato dal giornale di scrivere, poi ci fu questa lunga corrispondenza e lui sosteneva sostanzialmente di non aver commesso taluni omicidi per i quali era stato condannato, ma quello che mi sembrava abbastanza evidente sia dal suo modo di scrivere che dal suo modo di porsi era il fatto che lui cercasse
in continuazione una sorta di ribalta mediatica, no? Cioè questa enorme voglia di protagonismo che aveva, ma non credo che ci fossero elementi per poter dire che alcuni di quei delitti non li avesse commessi lui. Ecco, questo, però di Donato Bilancia appunto raccontiamo l'intera vicenda, e lui sì, con meccanismi psicologici molto strani che ha avuto, perché ha commesso dei delitti per le ragioni più svariate, no? Che solitamente un serial killer commette dei delitti per una sola ragione, no? Per un solo tipo di movente. Lui invece ne aveva tantissimi, ed è, credo, considerato per questo il serial killer più complesso che abbiamo avuto in Italia, e per questo difficilmente raggiungibile con indagini tradizionali. Detto questo, anche su Donato Bilancia ci sono stati degli errori, ma lui agì in un raggio temporale così breve che oggettivamente è difficile immaginare come si potesse risolvere prima il caso. Altro è invece quando un serial killer viene poi considerato, o un assassino definito mostro, viene in taluni casi considerato ormai un soggetto non pericoloso e viene messo fuori. E magari lasciato uscire, no? Esatto. In quei casi abbiamo assistito ad esempio alla vicenda di Minghella, Maurizio Minghella, che è tornato a uccidere, e la stessa cosa lo abbiamo vista con il mostro del Circeo, no? Angelo Izzo, che una volta ammesso in condizioni di poter uscire dal carcere ha ucciso altre 2 persone, mamma e figlia. Il problema vero della questione dei serial killer è la loro pericolosità sociale. Bisognerebbe pensarci 100 volte prima di metterli fuori, anche perché nel momento in cui una persona come un serial killer viene considerata capace di intendere e di volere, questa persona, una volta scontata la pena, ha il diritto di uscire. Ecco, io non ritengo mai che un assassino seriale sia completamente capace di intendere e di volere. Ragione per cui io starei sempre molto attento a metterlo fuori, perché la sua pericolosità sociale sarà sempre alta, perché il carcere, se queste persone non sono totalmente capaci di intendere e di volere, il carcere non è curativo. E allora bisognerebbe affidarli a delle strutture. Ora, ovviamente non mi riferisco agli ospedali psichiatrico-giudiziari, manicomi criminali che c'erano una volta e poi gli ospedali psichiatrico-giudiziari che c'erano un tempo. Però certo è che una forma di controllo su queste persone andrebbe mantenuta nel tempo, anche quando terminano di scontare la loro pena e sono messe fuori. Perché appunto io penso che queste persone non siano totalmente capaci di intendere e di volere. Purtroppo tante volte, anzi quasi sempre, accade il contrario, no? Sono considerate sane di mente, vengono messe in carcere e poi quando hanno il diritto di uscire tornano a uccidere. Insomma, questo è quello. Diciamo che questo speciale, volevo aggiungere a questo proposito, per ampliare il raggio di queste riflessioni criminologiche, che un contributore molto importante sia di questo speciale sia del precedente, Innocenti, di cui poi tra qualche minuto parliamo, è il criminologo Carmelo Lavorino, che si è occupato di tanti casi di serial killer, anche personalmente, no? A partire dalla stessa vicenda del mostro di Firenze, e che analizza in questo speciale il modus operandi di molti di questi killer di delitti mai risolti. Anche sulla vicenda del mostro di Firenze Lavorino ha messo in luce numerosi aspetti. Ecco, quanto è affidabile? Dicevo, nella vicenda del mostro di Firenze lui è stato consulente di Pacciani nel corso del processo di appello, quando Pacciani fu assolto. Fu contattato da Michele Profeta e poi anche da Donato Bilancia per assisterli, e in questi casi lui rifiutò, e Carmelo Lavorino è un criminologo che viceversa sostanzialmente sempre si è mosso nelle ragioni difensive,
ma lui ha sempre deciso di accettare incarichi solo quando riteneva che la persona fosse innocente. Per questo non è diventato consulente di Donato Bilancia, non lo è diventato di Michele Profeta e lo è invece diventato di Pietro Pacciani. Nello speciale Innocenti racconta lui stesso anche di una miriade di casi di cui si è occupato come consulente difensivo di persone che erano bollate come mostri e che erano in realtà innocenti, e in molti di questi casi è riuscito a dimostrare l'innocenza di queste persone, sia prima della Cassazione sia nei processi di revisione. Un esempio su tutti valga il caso degli cosiddetti amanti diabolici, quando nel processo di revisione riuscì a dimostrare l'innocenza di Massimo Pisano, che fu infine scarcerato, messo fuori perché non aveva ucciso la moglie. Ecco, questo credo che costituisca però un'eccezione in Italia, no? Perché di solito i criminologi si alternano tra l'essere consulenti della difesa, della procura, del tribunale, e tante volte si pongono in posizioni contraddittorie con il caso precedente, o magari non decidono di difendere soltanto una persona che ritengono innocente, ma si mettono anche a seguire persone che hanno i colpi, che sono realmente responsabili Edoardo, dei delitti. prima della pausa delle 10:30 voglio citare il pezzo, lo cito velocemente perché poi così non togliamo il piacere della lettura a chi acquisterà Crimen, lo speciale di cui stiamo parlando, di Crimen Cronaca Vera, Mostri. Però voglio ricordare Fausto Bassini, che si occupa della saponificatrice di Correggio, che è poco saponificatrice, come scoprirà chi legge. Oppure Rino Casazza, con lui abbiamo parlato del suo libro, Mostro di Firenze, enciclopedia di un enigma, che si occupa di questo e di altro nello speciale di Mostri. La criminologa Martina Piazza. Martina Piazza ci riporta sulla questione dei delitti di Ludwig, qualcuno se li ricorderà, no? E c'è anche da segnalare l'intervento dell'ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale, sostituto procuratore generale a Milano, Cuno Tarfusser, che racconta in maniera molto anche letterariamente coinvolgente, diciamo, come fu possibile arrestare una persona sbagliata. Lui arrestò un mostro sbagliato, il mostro di Merano, e si scoprì poi che era tutt'altra persona, che alla fine si suicidò in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, no? Ci sono tantissime foto d'epoca, belle e rare, in questo speciale di Crimen, e anche questo, diciamo, contribuisce a rendere la lettura di questo speciale molto interessante. Per chiudere questa ecco, prego Edoardo. Scusa, no, dicevo, la questione di Tarfusser è estremamente interessante, perché lui racconta come si arrivò a prendere la persona sbagliata e racconta tutti gli elementi, e in base a quegli elementi lui dice: io se oggi tornassi indietro rifarei la stessa cosa. Perché? Perché fu una vicenda estremamente particolare, che io invito tutti a leggere, anche perché credo che sia la prima volta che un magistrato racconta un fatto del genere, e perché credo che il lettore, immedesimandosi in quelli che erano gli elementi, non avrebbe fatto altro che ripetere, diciamo, l'errore di arrestare la persona sbagliata. Questa è una situazione veramente kafkiana, no? Nella quale uno si trova. E poi per lui, per Tarpus, era anche molto delicata, perché si trova a essere accusato di aver messo in carcere uno e subito dopo essersene andato ai Caraibi a fare le vacanze. Si scopre leggendo che non era esattamente così la storia, anche se il dato di fatto è quello: lui arresta una persona e poi, diciamo, se ne va in vacanza, ma voi capirete il perché sia della vacanza sia dell'arresto, e anche dei motivi per cui alla fine, come dicevi tu Edoardo, lui dice: io tornassi indietro rifarei esattamente quello che ho fatto. È molto interessante il suo racconto, che tra l'altro cade in un periodo nel quale lui esprime... Sembra una situazione davvero kafkiana, perché non se ne esce, no? In qualsiasi modo sarebbe andata così. Ecco, questo è ciò che emerge dalla lettura di quel racconto. E il lettore credo che non abbia alternative che condividere quello che dice Tarfusser. Per cui tante volte, dicevo appunto, spesso quando i serial killer
uccidono in un lasso di tempo così ristretto, è davvero difficile districarsi nelle indagini. Allora, Edoardo, abbiamo una piccola pausa adesso, poi ritorniamo in onda tra pochissimi minuti, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno ai buon gustai, buongiorno a coloro che a Natale non decidono di cominciare a girare il mondo e spendere centinaia di euro di benzina per trovare un regalo di Natale che poi alla fine si dice ma gli piacerà, avremo fatto un bel regalo. Volete un consiglio? In questo periodo, proprio per questo periodo storico che stiamo vivendo, regalate italianità, genuinità. Noi abbiamo preparato delle confezioni natalizie bellissime che contengono chiaramente il nostro olio estratto freddo, novello, quello che adesso sta scendendo dal frantoio, quindi chi lo riceve rimarrà veramente a bocca aperta, le specialità gastronomiche, la poesia in pergameno, insomma ne abbiamo fatte per tutti i gusti e per tutte le tasche. C'è la confezione Stella che costa 50 euro, la Letizia 59, la Dono 75, l'Evento 79, la latta da 5 litri vestita a Natale ancora 70 euro. Ma parliamo di olio nuovo, di prodotti importanti della nostra terra. Insomma, regalare una confezione natalizia a Acerbis di qualunque prezzo sia, non conta niente, regalate genuinità, qualità e autenticità. Riscoprirete con gli altri i sapori di un tempo. Chiamateci per le informazioni, ve le spieghiamo con calma, le potete trovare tra poco su olioacerbis.com o chiamate 030 68 40 408. Buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Allora, non so se siamo di nuovo in onda subito, sì, credo di sì, dovrebbe essere con noi ancora Edoardo Montolli. Edoardo, abbiamo parlato dello speciale di Crimen, Cronaca Vera, Mostri. Dicevo prima che nel corso dell'estate è uscito anche un altro speciale sugli innocenti. Intanto lo troviamo ancora, questo numero speciale, che fortemente consiglio a chi ci ascolta perché è il complemento, ma è anche qualcosa di diverso, ovviamente di molto interessante rispetto all'esercizio e all'amministrazione della giustizia e a come si fanno a volte le indagini in Italia, no? Lo troviamo ancora Innocenti? Si trova sul sito dell'editore teaserlab.it, sì. cercando proprio Innocenti. Ecco, Teaser Lab si scrive teaserlab.it. Sì. Ecco, perfetto. Allora ve lo consiglio veramente perché è un altro pregevolissimo lavoro, Edoardo. Anche qui ci sono i contributi delle persone che ho citato prima, compreso anche il dottor Tarfusser, che su Erba fa un pezzo molto interessante. Io però anche qui vorrei partire dal tuo editoriale che introduce il numero di innocenti, no? Che è intitolato Siamo tutti Enzo Tortora. Proprio recentemente abbiamo ripercorso con l'amico Max Del Papa, il collega Max Del Papa, la vicenda di Enzo Tortora in occasione anche dell'uscita di quel documentario film alla Mostra del Cinema di Venezia, no? Che è molto didascalico, molto ben fatto, però sottovaluta quello che invece tu metti in evidenza fin da subito della vicenda Tortora, preso un po' ad emblema di tutti gli innocenti d'Italia, no? E tu scrivi, secondo me molto giustamente, che la giustizia di oggi anche è la fotografia esatta di quella di 40 anni fa, quello che è emerse nel caso di Enzo Tortora, che possiamo dirlo, non ha insegnato proprio nulla, né agli inquirenti, né alla magistratura, né al mondo dei media, né all'opinione pubblica. Non credo che sia un giudizio troppo drastico, no, Edoardo? No, anche perché noi mostriamo quelli che sono i numeri che finalmente sono disponibili, nel senso che noi fino a qualche tempo fa avevamo soltanto come disponibili i numeri degli errori giudiziari. I numeri degli errori giudiziari sono estremamente piccoli rispetto ai numeri dell'ingiusta detenzione. Cioè, mi spiego, l'errore giudiziario è quello che si scopre dopo che è intervenuta la sentenza definitiva di Cassazione.
l'ingiusta detenzione è quella che emerge prima della sentenza di Cassazione, quando c'è stata una custodia cautelare precedente alla sentenza di Cassazione e prima della sentenza definitiva si scopre che la persona che era stata arrestata era in realtà innocente. Questi numeri che sono stati anche portati in Parlamento ci dicono che dal 1992 a oggi ci siano 30.000 persone finite in carcere ingiustamente. Il ministro della giustizia Carlo Nordio parla di 100 arresti ingiusti ogni mese. Questi sono numeri che fanno davvero paura e che dovrebbero far riflettere molto. Che vuol dire 3-4 al giorno, per essere ancora più concreti, no? 3-4 persone finiscono in carcere ogni giorno che Dio manda in terra in Italia, ingiustamente. Sì. Ingiustamente. E questi numeri noi li abbiamo per difetto, perché come li abbiamo questi numeri? Li abbiamo sulla base delle richieste che poi sono state fatte di risarcimento, ma non tutti hanno fatto una richiesta di risarcimento per l'ingiusta detenzione. Quindi noi questi numeri li abbiamo forzatamente per difetto. Quanto sia il difetto non lo sappiamo, ma già questi di per sé sono numeri che fanno paura. In questo numero si chiama Innocenti, abbiamo pubblicato alla fine anche poi le tabelle della Corte di Strasburgo, che comunque fotografavano bene anche la situazione della giustizia in Italia. Perché? Perché si evidenziava come in Italia l'Italia non fosse soltanto al vertice delle condanne di Strasburgo per la lentezza processuale, ma come fosse anche al vertice per le violazioni dei diritti della difesa, cioè la seconda parte dell'articolo 6 del Trattato dei diritti dell'uomo. Questo che cosa significa? Che da noi i processi è vero che durano tanto, ma in compenso sono fatti male. Dopodiché ci sono tutta una serie di sentenze, di condanne all'Italia per sentenze ritenute ingiuste da Strasburgo, inerenti alla proprietà privata e inerenti l'intrusione illecita nella vita familiare. In questo mi riferisco in particolare a moltissime sentenze per la sottrazione di minori alle famiglie, che vengono giudicate illecite da parte della Corte di Strasburgo. Le tabelle sono chiarissime, sono pubblicate su questo numero speciale intitolato Innocenti di Crimine Cronaca Vera e parlano da sole, direi, perché sono numeri che mettono i brividi e che ci relegano nella posizione di fondo della classifica internazionale sotto questo punto di vista. Partendo... se noi stessimo ai delitti mediatici, la giustizia sarebbe una macchina perfetta. Perché dal caso di Lorenzo Bozzano a oggi non c'è un solo delitto mediatico che si sia concluso con l'assoluzione dell'imputato. Se stiamo invece ai numeri non mediatici, vediamo che la situazione è molto diversa. E questa cosa fa riflettere molto anche sul fatto se queste persone dei delitti mediatici fossero realmente colpevoli. E non a caso quello che sta accadendo in quest'ultimo periodo sulla vicenda di Garlacco te lo volevo chiedere. Sta mettendo in luce una situazione veramente inquietante, no? E sta mettendo anche in luce, mi pare, uno scontro interno alla stessa magistratura. Io su Alberto Stasi ho avuto modo di scrivere, si trovano ancora miei articoli in rete di 10-15 anni fa, che non si poteva condannare Alberto Stasi, perché se ormai da lungo tempo è entrato nell'ordinamento giudiziario il principio anglosassone dell'essere colpevoli oltre ogni ragionevole dubbio, poi parliamo di un ragazzo che era stato assolto in primo grado, in secondo grado, già scarcerato all'inizio per la mancanza di gravi indizi concordanti, e sul quale addirittura il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto di annullare la sentenza. Ora, comunque, una persona che è già stata assolta 2 volte di seguito, per questa persona ci sarà già il ragionevole dubbio che non sia colpevole. Ecco, questo era quello che io scrivevo all'epoca, molto prima che venisse fuori l'ipotesi Sempio, eccetera, perché mi concentravo naturalmente, a parte che non si sapeva della vicenda Sempio, mi concentravo su quella che è stata la vicenda processuale di Stasi, che secondo me fu una vicenda processuale
inquietante. Ragione per cui ne ho sempre scritto in questi termini, sostenendo che il ragazzo non potesse essere minimamente condannato. Non dimentichiamo che l'orario del decesso di Chiara Poggi fu cambiato in corsa, dopo che emerse che Alberto Stasi aveva un alibi per il primo orario del delitto. Ecco, queste sono cose che dovrebbero far riflettere. Poi, come sai, io mi sono occupato a lungo della strage di Erba e lì sopra abbiamo visto delle cose estremamente inquietanti e le abbiamo viste fino al processo di revisione, no? Dove abbiamo assistito ad una revisione che revisione non è stata perché le prove non sono state ammesse, ma nelle quali i giudici di Brescia si sono anche ben guardati da leggere le carte che avevano portato i difensori di Olindo e Rosa, semplicemente perché all'interno di quella sentenza ci sono dei fatti letteralmente inventati dai giudici di Brescia. Mi riferisco ad esempio e questo è riportato tutto in Innocenti, al fatto che per eliminare le nuove prove che documentavano come Frigerio non ricordasse nulla e ciò che era accaduto con il comandante dei carabinieri di Erba Gallorini in aula, i giudici di Brescia hanno scritto che in fondo in aula era stato fatto ascoltare l'audio tra Gallorini e Frigerio e i giudici avevano potuto apprezzarne il contenuto. Ecco, io non so che carte abbiano letto i giudici di Brescia, certamente non quelle di Como, perché l'audio tra Gallorini e Frigerio non fu mai fatto ascoltare in aula a Como. Quindi come si siano inventati questo dato io non lo so, ma loro hanno anche scritto i giudici di Brescia che furono fatte ascoltare tutte le audizioni con i PM in aula. In realtà non è così, perché in aula fu fatto ascoltare soltanto l'audio modificato con il programma Cool Edit 2000, nel quale la frase stavano uscendo diventò la frase è stato Olindo. E quando venne fatta ascoltare a Como questa frase? Proprio quando la difesa disse di far ascoltare ai giudici l'audio tra Gallorini e Frigerio. Siccome il comandante dei carabinieri di Erba disse che non aveva mai fatto il nome di Olindo a Frigerio e invece gliel'aveva fatto 9 volte, la difesa chiese di farlo sentire in aula. Il pubblico ministero si oppose dicendo che quell'audio non era stato nemmeno trascritto perché al 99% non era comprensibile e invece si sente benissimo. La Corte si prese del tempo per far ascoltare eventualmente questo audio in aula. Ecco, invece di far ascoltare l'audio tra Frigerio e Gallorini, fece ascoltare in aula l'audio involontariamente, come scrive la Corte d'Appello d'Assise d'Appello di Milano, involontariamente modificato, in cui Frigerio sembrava dicesse è stato Olindo. E invece la frase era stavano uscendo. E questa è la realtà che ci tocca. La stessa cosa la vediamo nel processo di Cassazione, sul processo di revisione della strage di Erba, laddove i giudici della Cassazione smentiscono l'esistenza di un documento che noi pubblichiamo serenamente all'interno di Innocenti, secondo il quale Mario Frigerio aveva subito un'intossicazione da monossido di carbonio. E così la difesa giustificava le amnesie anterogre del testimone. La Cassazione dice ma perché questo documento non esiste? Voi ci parlate dell'allegato, mi pare 61, comunque nel numero è scritto, lo mostriamo, che è un'autopsia. Che cosa c'entra l'autopsia? Frigerio è sopravvissuto, cioè si prendono beffa degli avvocati. Se non fosse che la Cassazione cita il documento sbagliato, perché il documento era il 68, o viceversa, insomma, questa è la realtà, no? Ci troviamo di fronte a superficialità mostruose come in questa vicenda, eppure ci sono 2 persone che stanno scontando l'ergastolo. Ecco, ciò che fa ribollire il sangue è una lettura così superficiale da parte di persone che devono decidere della libertà e della vita intera di alcune persone in vicende come queste. Edoardo, il problema è che queste cose sbagliate, errate proprio, messe nero su bianco in sentenze, in plurime sentenze, passano perché non esiste nemmeno un minimo di contropotere della stampa che le mette in luce. Non ne sorge nemmeno lo scandalo perché nessuno le racconta, no? Questo è un altro aspetto che ci accomuna ancora una volta al caso Tortora, perché il caso Tortora non ha insegnato proprio niente neanche ai giornalisti. No, ma infatti, perché io credo che insomma abbiamo la classe giornalistica più preparata del mondo. Insomma,
perché non è possibile in Occidente avere un livello giornalistico di tale natura, no? Perché poi tutto viene strumentalizzato a livello politico. Come politico, a livello politico non mi riferisco soltanto alla politica in sé, ma anche alla politica che è in corso tra i magistrati, cosa che io mi auguro sia finalmente fermata dalla riforma della giustizia che attendiamo da una vita, che auspicavo già quando scrivevo il caso Genchi, che era la conclusione di quel libro sulla separazione delle carriere, no? Uno dei grandi motivi di polemica verso quel libro, perché in quel libro raccontavamo appunto il potere delle correnti della magistratura. Io credo che la riforma della giustizia difetti ancora di un passaggio, che è quello di suddividere la magistratura in una terza parte, e cioè quelli che vanno a lavorare nei gabinetti ministeriali. Io credo che i magistrati che vanno a lavorare nei gabinetti ministeriali non possano poi tornare a giudicare gli stessi politici con cui prima o dopo vanno a collaborare. No? Questa non può esistere, perché non esiste più la suddivisione dei poteri. Ecco, questa è la realtà. E io mi auguro che queste cose possano finalmente terminare e ci possa essere una netta separazione tra chi deve giudicare e chi deve accusare, perché si tratta di ruoli completamente diversi. Ecco, anche nello speciale di Crime e Cronaca Vera Innocenti di cui stiamo parlando c'è un bel pezzo, un bellissimo articolo dell'ex magistrato ormai andato in pensione Kuno Tarfusser, no? Il quale proprio relativamente alla vicenda della strage di Erba di cui parlavi poco fa scrive in maniera molto forte che qui con questa sentenza con cui la Cassazione ha detto no sostanzialmente alla revisione, tra l'altro simulando di aver, anche questa è una cosa che non si è mai vista, simulando di aver fatto un processo che in realtà non c'è mai stato, no? Come se si fosse celebrato un processo che non c'è stato. Ebbene, con questa sentenza, scrive Tarfusser, la magistratura si è appropriata di un dogma, quello dell'infallibilità del Papa. Stessa cosa, cioè trascuriamo i fatti processuali, o meglio, valutiamo solo quelli che ci servono, magari con gli errori come quelli clamorosi che hai evidenziato tu prima. Il principio del ragionevole dubbio lo lasciamo da parte completamente. Trattiamo gli scienziati che hanno dato delle consulenze straordinarie, ne abbiamo anche parlato qui in questa radio, li abbiamo sentiti dal professor Sartori in giù, come dei cretini o degli scolaretti, e la cultura del dubbio la mettiamo proprio nel cestino. Insomma, scrive Tarfusser, nel bilanciamento tra i diritti al giusto processo e alla libertà delle persone, da una parte, e l'interesse a mantenere il potere giudiziario, la magistratura ha fatto una chiara scelta di campo, cioè ci interessa niente della persona, del cittadino, dobbiamo mantenere il nostro potere nel nome dell'infallibilità. È terrificante questa diagnosi fatta da un magistrato di lungo corso che è appena andato in pensione, no? Tra l'altro uno dei pochissimi nella magistratura italiana non è fatto riferimento a quelle correnti che poi si spartiscono anche i posti nei ministeri e nella pubblica amministrazione di cui parlavi poco fa. Il quadro è terribile. Sì, ma è esattamente quello da cui sono partito. Se no, questa cosa non vale solo per la strage di Erba. Noi l'abbiamo vista per tutti i delitti mediatici. E ciò che sta succedendo per il processo di Garlasco è un'assoluta novità, no? Però bisogna vedere anche come andrà a finire. Io mi auguro che finalmente si scardini questo dogma dell'infallibilità e che questa vicenda serva a riaprire numerosi altri casi per far vedere che non è vero che la magistratura sia infallibile, proprio perché trattandosi di materia di scienze umane, trattandosi di uomini, la magistratura non è affatto infallibile, no? Fermo restando che peraltro quando si citano ogni volta a sproposito palate, miriadi di giornalisti che parlavano dei 26 giudici hanno deciso sulla strage di Erba, eccetera, la gran parte di questi giudici sono cittadini comuni, gente popolare. Io ho dimostrato che avevano messo in sentenza leggende metropolitane, no? Che erano sui giornali e che non erano mai state in atti. Questa è la realtà dei fatti, no? Dopodiché, quando anche ci fossero stati dei giudici, questi giudici hanno sbagliato e hanno sbagliato in maniera documentale, almeno sulla vicenda di Erba. Io lo dimostro serenamente, come ti ho detto prima per il processo di revisione di Brescia, ti ho fatto un esempio, ti ho fatto l'esempio anche per la Cassazione sulla revisione sulla strage di Erba. In precedenza avevo fatto presente
i clamorosi errori commessi dalla Corte d'Assise di Como e ci sono anche clamorosi errori commessi dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 3 maggio del 2011 che condannò definitivamente Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ti faccio soltanto un esempio che riporto in innocenti per dire la superficialità con cui la Cassazione nel 2011 lesse gli atti che portavano Olindo Romano e Rosa Bazzi all'ergastolo. Come sai, il mistero più clamoroso nella vicenda della strage di Erba è la morte di Valeria Cherubini, la moglie di Mario Frigerio. Sì. Cioè i magistrati inizialmente, quando ricostruirono i fatti, questo è molto importante, scrissero che Valeria Cherubini era stata uccisa all'interno del suo appartamento. Okay? Questo prima di arrestare Olindo e Rosa, prima delle confessioni, eccetera. Quando Rosa e Olindo invece confessarono, scrissero una cosa, i magistrati e successivamente i giudici della Corte d'Assise di Como, e poi ratificato da quelli della Corte d'Assise d'Appello di Milano, scrissero una cosa impossibile in natura, e cioè che Valeria Cherubini, con 43 colpi in corpo, 8 dei quali gli avevano fracassato il cranio, sarebbe stata colpita esclusivamente sul pianerottolo di Raffaella Castagna, e in quelle condizioni, cioè con il cranio fracassato e 43 colpi in corpo, salì per 2 rampe di scale in totale apnea perché non c'è sangue nei polmoni, senza deglutire sangue perché non c'è sangue nello stomaco, perdendo soltanto 13 gocce di sangue, e poi una volta giunta sotto la sua tenda, con la gola squarciata e la lingua tagliata, sillabò la parola aiuto e poi morì perdendo tutto il sangue. Questa cosa, ovviamente, lo capisce anche un bambino, è assolutamente impossibile in natura. E allora tu dirai, cosa c'entra la Cassazione? Benissimo. Siccome quella Cassazione non aveva letto le carte, evidentemente, non le aveva lette con attenzione, scrisse una cosa da saltare sulla sedia. Perché la Cassazione, ritenendo che il fatto che Valeria Cherubini fosse stata uccisa nel suo appartamento fosse la tesi dell'accusa, scrisse serenamente che Valeria Cherubini era stata uccisa nel suo appartamento, ritenendo che gli avvocati dicessero il contrario. E quindi diceva: che motivo hanno di dire questa cosa gli avvocati? La persona è stata uccisa lì. E no, perché questa era la tesi della difesa, perché se Valeria Cherubini fosse stata uccisa nel suo appartamento, gli assassini non potrebbero mai essere stati Olindo e Rosa, perché non sarebbero più potuti scendere dalle scale perché c'erano già i soccorritori e sarebbero dovuti uscire da un'altra parte. La Cassazione questa cosa non la sapeva e, leggendo le carte con superficialità, si limitò a leggere il capo d'accusa iniziale, cioè l'ordinanza di arresto di Olindo e Rosa, dove c'era scritto che Valeria Cherubini era stata uccisa nel suo appartamento. Questa è la realtà a cui abbiamo assistito e a cui assistiamo da una vita, tenendoci per buone delle sentenze che hanno scritto delle cose demenziali, impossibili nella vita reale, no? Impossibili per qualsiasi essere vivente. Eppure queste 2 persone, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sono ancora all'ergastolo perché avrebbero commesso un delitto di questa natura, no? Cioè, come quello di Valeria Cherubini, che è assolutamente inconcepibile. E chi l'ha letto, questo dicevo, chi lo ha letto non si è neanche reso conto di quello che stava facendo, e mi riferisco in questo caso appunto alla Cassazione. Ecco, no, c'è questa cosa che alla fine di questo ragionamento viene fuori. Allora, come puoi accettare che ci siano dei colpevoli in carcere a scontare una pena sulla base di sentenze che sono basate su fatti non veri o ricostruiti in maniera totalmente errata? Cioè, come possiamo ammettere che ci siano sentenze con fatti sbagliati e impossibili che però statuiscono la condanna di un cittadino? Cosa puoi fare? Cioè, è stato tentato anche il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche quella strada è rimasta chiusa. Allora cosa fai? Come ne esci? Ecco, io credo che l'unico modo per uscirne sia una seria riforma della giustizia che però responsabilizzi davvero anche i magistrati, e in questo caso c'è l'Alta Corte che è prevista che li responsabilizza, perché quando ti ho parlato dei dati
nei casi dimostrati di ingiusta detenzione, diciamo, le punizioni che sono seguite a chi ha sbagliato, mi pare su un numero di 5.000 casi che erano stati portati in aula in Parlamento, si parlava di magistrati che avevano subito sanzioni anche minime. Qual era la percentuale? Lo 0,89%. Ecco, questa cosa non è possibile. Io ritengo, ma non per volere punitivo, no? Ma esattamente come se un chirurgo sbaglia, ha un'assicurazione che risponde per lui nel momento in cui la cosa non è dolosa. Nel momento in cui un ingegnere sbaglia, viene giù un ponte, c'è magari un'assicurazione, se la vicenda non è dolosa, che risponde per lui. Però queste persone vanno a processo, queste persone in ogni caso devono rispondere degli errori commessi. Non può esistere una categoria di lavoratori impunita, perché se questa categoria di lavoratori resta impunita e gode di questa impunità, e che è dimostrata dai numeri, da questi numeri che sono stati portati in Parlamento, è chiaro che le cose non possano funzionare, perché non è detto che degli errori giudiziari siano commessi soltanto perché un magistrato si innamora della tesi. Quello può valere per l'accusa. I giudici si possono serenamente sedere sulle ipotesi accusatorie anche soltanto per pigrizia. Tanto non sono responsabili di ciò che fanno. Questo purtroppo è quello che emerge dai numeri delle sanzioni disciplinari ai magistrati nel momento in cui viene riconosciuta l'ingiusta detenzione. Già. Allora, Edoardo, dobbiamo salutarci, ci manca un minuto e mezzo, però prima di salutarci ricordo intanto che lo speciale di Crimen Cronaca Vera Mostri lo trovate in edicola, oppure, e trovate qui anche lo speciale sugli innocenti di cui stiamo parlando, sul sito dell'editore Teaser, scritto teaserlab.it, lo trovate facilmente. Prima di chiudere volevo ricordare che nello speciale Innocenti c'è anche una bellissima conversazione con il professor Sartori, uno dei massimi esperti di neuroscienze, che spiega benissimo quali sono i meccanismi che possono indurre a confessare anche chi non c'entra nulla e quali sono i meccanismi della memoria fallata, sbagliata, condizionata, come nel caso del signor Frigerio nella strage di Erba. Tu ti occupi anche, tra le altre cose, c'è poi una quantità di casi che il lettore scoprirà, che alcuni dei quali sono famosi, tra virgolette, e li ricorda facilmente, altri probabilmente si ricordano di meno, no? Di innocenti. Tu ti sei occupato anche in un tuo articolo nello speciale del caso Bossetti, che è un altro caso abbastanza emblematico per molti versi, no? Vogliamo spendere due parole prima di salutarci e poi rinnovo alle ascoltatrici e agli ascoltatori l'invito a leggersele queste 144 pagine di Innocenti e di Mostri, perché sono altamente istruttivi, non sotto il profilo della, come dire, della curiosità morbosa, sotto il profilo dell'interesse pubblico e civile di queste vicende, perché in controluce quello che deve venire fuori e che viene fuori chiarissimamente, credo sia venuto fuori bene anche dalla nostra conversazione, dalle tue parole, Edoardo, è che queste vicende ci richiamano e ci spronano, o dovrebbero farlo, ad avere una giustizia migliore, più efficiente e anche un mondo dell'informazione più sano e più corretto, no? Sono spunti per andare in quella direzione, anche se il caso Tortora ci fa capire che è molto difficile tutto questo percorso, però questo non di meno ci fa venire voglia di sempre di più di andare in quella direzione, no? Come per esempio anche il caso Bossetti. Qui ci salutiamo perché sono già le 11. Edoardo, lascio a te una considerazione conclusiva. È l'unico caso al mondo di ergastolo sulla fiducia, nel senso che l'unica prova che era contro Bossetti era mezzo DNA, un DNA impossibile in natura, perché non vi era il DNA mitocondriale e, ascoltati gli esperti, è come aver ritrovato un cadavere di un anno e anziché trovare lo scheletro, noi troviamo un cadavere con carne, pelle e senza ossa. Questa cosa è impossibile in natura. Tuttavia la difesa non ha potuto analizzare quel DNA anomalo, per cui deve essere successo qualcosa, non l'ha mai potuto analizzare e abbiamo dovuto accettare così un ergastolo sulla fiducia. Io credo che questa cosa in uno stato di diritto sia abnorme, sia una cosa mostruosa, al di là del fatto
se lui fosse colpevole o meno, quel DNA che è impossibile trovare in natura, non solo l'abbiamo preso per buono, ma non abbiamo nemmeno accettato che la difesa lo analizzasse, inizialmente perché si diceva che non ce n'era più, poi si è scoperto che invece quel DNA c'era e quindi la cosa diventa estremamente più inquietante. Allora, Edoardo, ci salutiamo qua, lascio alle lettrici, ad ascoltatrici e ascoltatori il piacere della lettura di questi 2 speciali di Crimen Cronaca Vera di cui abbiamo parlato, Mostri, l'ultimo che trovate ancora in edicola, e Innocenti che è uscito prima e trovate sul sito teaserlab.it, come del resto anche Mostri. Grazie Edoardo Montolli, buona mattina a tutti. Grazie a voi, buona giornata. Avete ascoltato Auto da Fè.